Nessuna sicurezza sul futuro e sugli stipendi. La riunione che si è tenuta ieri al SEPAC non è servita a fare chiarezza sul futuro della Cittadella della Carità come si sperava. Al centro della discussione della task force regionale per l'occupazione c'erano la salvaguardia della continuità assistenziale e soprattutto la tutela dei 160 posti di lavoro. Presenti al tavolo non solo i sindacati ma anche Soave Sanità del gruppo Neuromed, l'ASL e i politici che in questi mesi hanno seguito la vertenza. L'unica speranza l'ha data l'ASL, che ha promesso di provvedere al pagamento delle fatture di cui la Cittadella è titolare. Per Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, questo non sarà abbastanza per andare avanti. Le sole fatture non risolvono il problema perché molte delle somme sono già impegnate per pignoramenti presso terzi fatti dai fornitori, ma non è solo questo il problema, perché con le fatture che ASL andrà ad erogare forse a malapena si riusciranno a pagare le retribuzioni di novembre, nulla di tutto ciò che riguarda gli arretrati e anche la stessa tredicesima che ormai è maturata, e soprattutto si continua a non avere un piano industriale, a non avere un'idea di investimento. I sindacati sono preoccupati anche dall'ipotesi spezzatino, che vede strade diverse per la RSA all'Ulivo, la casa di cura Arca e gli ambulatori. Il 9 gennaio prossimo la Fondazione della Cittadella della Carità si è impegnata a presentare il nuovo piano industriale finalizzato alla ristrutturazione dei debiti che ammontano a circa 25 milioni di euro e al concretizzarsi del fitto dal ramo d'azienda presso la società Soave del gruppo Neuromed. La società si è detta pronta a entrare in campo, ma solo dopo che la regione avrà effettuato le volturazioni, quelle titolarità per esercitare le prestazioni sanitarie. Allo stesso tempo la stessa fondazione intende accedere alla procedura concordata di negoziazione del debito prevista dal nuovo codice delle imprese, un iter lungo secondo i sindacati, per cui servono almeno 6 mesi. Flavia Ciraci, segretaria generale della funzione pubblica della CISL di Taranto, lamenta troppi tentennamenti. Ora noi ci chiediamo, ma quanto tempo si possa andare avanti con questa situazione? Forse sarebbe il caso che la regione intervenisse o addirittura pensiamo anche a un futuro commissariamento.